caro saluto al pubblico di Telefriuli, ben trovate e ben trovati all'appuntamento domenicale con lo sguardo dell'anima. Una domenica questa particolarmente importante, densa di significato per i cristiani, la Domenica delle Palme, che si affaccia su quello che è il tempo più importante dell'anno liturgico e quindi la Settimana Santa che ci porterà alla tanto attesa Pasqua. Una Pasqua che quest'anno, un tempo questo che viviamo e che vivremo ancora in pandemia, con una recrudescenza dei contagi e dunque con delle necessarie inevitabili restrizioni. Allora noi abbiamo pensato oggi di farvi un piccolo dono, portarvi in un luogo che innanzitutto è di una bellezza mozzafiato, ma un luogo dove l'arte, l'ingegno dell'uomo e la devozione si fondono davvero in maniera spettacolare all'ambiente, in totale sintonia. Oggi con me c'è Giovanni Lesa, che abbiamo ancora una volta tirato via dalle retrovie, quindi ecco, adesso arriva anche il vento. Backstage, buongiorno, buongiorno dal Anna. backstage. Buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Un saluto anche a Don Daniele, che oggi non ha potuto essere qui con noi. E non può godere di questa meraviglia. Si perde qualcosa di importante, lo salutiamo comunque, ma gli facciamo dono di questo qualcosa proprio tramite le immagini che anche grazie al nostro Paolo Bassi avremo l'occasione di vedere quest'oggi. Dove ci troviamo? Ecco, la domanda di rito che di solito viene così rimbalzata tra la nostra Anna e il nostro Don Daniele. Quest'oggi la vogliamo rivolgere a una persona particolare, Monsignor Duilio Corgnali, che accogliamo qui accanto. Buongiorno Don Duilio. Buongiorno. Prima di chiederti dove siamo, perché non l'abbiamo ancora detto, ti faccio un piccolo inciso, perché una persona, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, ha speso delle parole di elogio proprio per questo luogo e dice, leggo: il progetto che è nato qui e che tra poco vedremo è di grande suggestione, sia per il luogo scelto, sia per l'idea di coinvolgere una schiera di artisti nella realizzazione di una sorta di sacro monte, che renda visibile l'ascesi spirituale del cristiano. Monsignor Duilio, dove ci troviamo e in che luogo è questo per cui Monsignor Ravasi spende queste parole? Dove ci troviamo è proprio il luogo dove c'era un'antica chiesa del 1650, che era intitolata a Sant'Elena. Nella borgata di? Nella frazione di Stella. Siamo quindi che oggi ha meno di 10 abitanti, ma una volta, all'inizio secolo scorso, ne aveva 600. Poi purtroppo, come sapete, queste sono zone che hanno sofferto l'emigrazione perché dovevano vivere, in più l'attrazione verso Tarcento, perché è una frazione di Tarcento, questa è una delle più alte di Tarcento, insieme con Useunt e Sedilis. 600, siamo su 630 metri sul livello del mare ed è una posizione bellissima. Peccato che oggi si vede, ma c'è un po' di nebbiolina, ma le montagne invece sono prospicenti. È un sito fantastico dove l'amore di quei pochi che qui abitavano ha attratto anche la nostalgia di coloro che se ne erano andati, che quindi si sono ritrovati e hanno creato nel 2010 e 2011, che poi racconterà qui l'artista che qua ha il suo, non solo, una volta aveva il suo atelier, adesso pare che abbia anche la casa qui, si sia trasferito anche qua. Non svegliamo troppo che poi con la nostra Anna riusciremo anche a incontrare questo artista. Siamo quindi nel Tarcentino, l'abbiamo capito, Don Duilio è parroco di Tarcento e anche vicario foraneo per la forania della Pedemontana. E in questa puntata dedicata proprio alla Settimana Santa, che proprio oggi, Domenica delle Palme, si va ad aprire, vogliamo fare un affondo su questo luogo che unisce spiritualità e arte. Una spiritualità che appunto ha il suo culmine in questa settimana, come possiamo vedere nel video, nella clip che abbiamo preparato appositamente per voi. Con la Domenica delle Palme hanno inizio quelli che per i cattolici sono i giorni più intensi dell'anno. La Settimana Santa, che da oggi ci accompagnerà fino alla Domenica di Pasqua, passando dai giorni del Triduo Pasquale, giovedì, venerdì e sabato santi. Se nella Domenica delle Palme si commemora l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, nei giorni del Triduo si fa memoria della sua ultima cena, del suo arresto, della condanna,
a cui sono seguite la passione, la morte in croce e la sua sepoltura. Ma non è finito tutto in quel sepolcro. La risurrezione di Cristo è l'evento che dà senso a tutta la vita del credente. È alla vittoria di Gesù sulla morte, infatti, che si ispira ogni azione del cristiano. Gesti di bene al posto di opere di male, uno sguardo di speranza sulla vita, la carità, finanche il dono stesso della vita. Le celebrazioni della Settimana Santa risentiranno inevitabilmente delle misure messe in atto per contenere la pandemia. 2 esempi su tutti. Sono sospesi i riti della lavanda dei piedi del Giovedì Santo e le tradizionali via crucis processionali del Venerdì Santo. Eppure, nonostante le restrizioni, devozioni e celebrazioni non si fermano. Forse in tempo di pandemia ha ancora più senso celebrare la vittoria di Cristo sulla morte? Grazie Giovanni come sempre per la clip che ci hai preparato, e allora sveliamo chi è l'artista che ha coordinato questo progetto della Via Crucis, è Tony Zanussi. Tony, benvenuto allo Sguardo dell'Anima. Grazie. Dicevamo appunto che qui c'è l'atelier in un luogo davvero veramente suggestivo. Ecco, Zanussi, qui a Stella ogni anno, fino a poco prima della pandemia, si celebrava la Via Crucis, tra alcune stazioni che sono veramente delle autentiche opere d'arte, frutto del lavoro di artisti che vengono da tutto il mondo. Ecco, com'è nata questa iniziativa? Ma l'iniziativa è nata 10 anni fa, quando una nostra amica, che adesso non c'è più, la Gabriella Fadini, mi ha incontrato, mi ha espresso il desiderio di fare questa Via Crucis e mi aveva chiesto proprio di crearle io personalmente. A quel punto io ho detto no, coinvolgiamo un 15 artisti, diciamo, dell'Alpe Adria, in maniera così diamo una visibilità anche a questa frazione che ha bisogno di essere conosciuta, insomma. E abbiamo, insomma, coinvolto questi 15 artisti, da Mazzola a Durigatto a Claudio Feruglio, e poi c'è Milan, insomma ci sono altri, Vidoni, e è stato, insomma, un coinvolgimento che anche artisti croati, sloveni, insomma, è stato un coinvolgimento molto sentito che tutti l'hanno dato con passione, ovviamente gratuitamente, senza proprio con passione. Ecco, quindi anche riportare l'arte in luoghi che, come dicevamo appunto, si sono spopolati, no, negli anni, è una chiave molto importante per il rilancio di un territorio. Ecco, ma una di queste stazioni l'hai fatta tu, e tra l'altro molto bella, molto colorata. Ecco, che cosa significa per un artista rappresentare la passione di Cristo? La passione è rappresentata da ogni essere umano, perché ognuno di noi abbiamo la sofferenza che proprio in questo poi un periodo che tutti noi abbiamo queste paure, questo mondo molto difficile in cui viviamo, che abbiamo bisogno anche di molta fede, tra l'altro. Quindi anche la fede gioca un ruolo molto, molto importante Sì. nel processo creativo. Bene, Tony Zanussi, davvero grazie per grazie essere stato con noi, Grazie a voi. e poi insomma vi mostreremo anche le altre stazioni. Ora facciamo una pausa pubblicitaria. Bentornate e bentornati, care telespettatrici, cari telespettatori, a questa seconda parte dello Sguardo dell'Anima, in onda oggi, Domenica delle Palme. E proprio in questa domenica vogliamo entrare in profondità, ecco, nella settimana che stiamo per iniziare, una settimana che per i cristiani è la più intensa di tutto l'anno. Lo facciamo con 2 voci molto giovani. Abbiamo qui infatti 2 scout d'Europa, qui accanto a me c'è Federico, poi sentiremo anche una ragazza, Chiara. Scout d'Europa
Europa del gruppo TAR 101 JFK, dedicato a Kennedy, no? che si trova proprio qui a TAR 100. Ecco Federico, cominciamo da te. Noi siamo all'inizio di questa settimana santa, è un tempo appunto che per i cristiani è il più significativo di tutto l'anno. Perché ha senso secondo te fin da giovani celebrare i riti della Domenica delle Palme, del Triduo e della Pasqua, fin da giovani? Beh, sicuramente per creare un momento di comunità insieme alle famiglie e anche a coloro che accompagnano i ragazzi e i giovani nel loro percorso spirituale di fede. Poi non meno importante è il senso di queste celebrazioni, cioè il fatto di celebrare, di riflettere sul senso di questi 3 giorni, che è anche il fulcro della vita cristiana, il fulcro del significato cristiano, aiuta il ragazzo che è per natura più sensibile, più emotivo, più semplice, più sincero, a entrare in questi misteri, in questa comprensione che molte volte sfugge perché troppo poco razionale e cioè, necessita di una componente di cuore molto forte. Grazie, ti faccio una seconda domanda, visto che sei anche con l'uniforme degli scout sappiamo che hanno tutto quanto un percorso educativo con delle tappe anche ben scandite, in particolare gli scout d'Europa che siete qui ospiti. Ecco, se tu dovessi spiegare a un bambino, penso usando anche il gergo scout, a un esploratore o a un lupetto addirittura, in 3 parole i giorni del Triduo Pasquale, se tu dovessi scegliere 3 parole, che parole sceglieresti? Beh, sicuramente sceglierei dono, in riferimento al comandamento d'amore che Gesù lascia ai discepoli, lascia a noi personalmente nel rapportarci con l'altro, nel rapportarci con noi stessi, quindi un metodo per incontrarsi anche pacificamente con l'altro e con se stessi, trovare una pace interiore. Poi sacrificio, in riferimento all'immolazione del Cristo, che in questo atto di amore quasi incomprensibile per noi si dona e, come posso dire, ci abbraccia, come simboleggiato dall'apertura delle braccia sulla croce, ci abbraccia e ci porta con sé. Poi, in riferimento alla resurrezione, sicuramente gioia, per appunto questo sentimento che ci suscita nel sentirlo e anche nel provarlo, perché la risurrezione non è solo un fatto di Cristo, un qualcosa che Lui ha fatto, ma anche un qualcosa che ci lascia una risurrezione personale, parte di un cammino di vita, un evento del cammino di fede che è continuo, benché un evento, quindi si ripete continuamente nella vita delle persone, quindi è come posso dire il fulcro dell'essere cristiani. Grazie Federico, sacrificio, gioia e dono, quindi questa è la tua ricetta, queste 3 parole che ci vuoi consegnare per la settimana santa che si apre oggi. Passiamo anche a sentire un'altra persona, una ragazza stavolta, c'è qui accanto un'altra componente del gruppo scout FSE TAR 101, Chiara Biasizzo. Benvenuta Chiara. Grazie, buongiorno. Ecco, a te facciamo una domanda un po' più legata anche a questo tempo. L'anno scorso, quando abbiamo vissuto la Pasqua in lockdown, speravamo che fosse l'ultima. Invece, purtroppo, come sappiamo, come vediamo, non è così. E quindi anche quest'anno vivremo una settimana santa, una Pasqua in pandemia. Cosa significa però poter rivivere, ricelebrare di persona i riti della settimana santa, cosa che l'anno scorso non era possibile? Secondo te cosa significa? Beh, l'anno scorso abbiamo dovuto seguire le messe pasquali dal divano di casa e per me non è stato molto sentirmi vicino a Dio, non l'ho sentito vicinissimo. Adesso tornare a vivere la settimana santa e tutta la Quaresima e poter andare nella casa del Signore è un modo per sentire vicino a me il Signore. Fare parte di una comunità, sentire la comunità accanto a me e mettermi in un aspetto di cuore aperto verso il Signore. Grazie, è un bel pensiero questo che ci regali. Anche per te una seconda domanda, così facciamo par condicio con Federico. Ecco, anche tu sei qui oggi anche in veste di componente del gruppo scout di TAR 100. Ecco, sappiamo nelle dinamiche dello scoutismo una delle parole chiave è il servizio.
servizio al prossimo, servizio nella Chiesa, un servizio che possiamo anche intendere come il dono, no? Una delle parole che tra l'altro Federico ci ha proprio donato. Ecco, secondo te oggi, al di là dell'esperienza scout, in che modo un giovane può donarsi e servire il prossimo sull'esempio di Gesù che celebriamo questa settimana? Un giovane al giorno d'oggi può fare un piccolo gesto per donarsi, per seguire Gesù. Come hai detto tu, un piccolo servizio. Noi negli scout insegniamo fin da piccoli alle coccinelle, ai lupetti a fare la buona azione o il favore. Poi passiamo negli esploratori, nelle guide, dove viene fatta la buona azione quotidiana, cioè insegniamo ogni giorno a fare un piccolo favore, dare una mano a qualcuno ogni giorno, e poi passiamo nelle scolte come me e negli esploratori nel rover come Federico, in cui ci viene insegnato il servizio nelle branche, cioè insegnare questi piccoli gesti ai bambini, ai ragazzi, e il servizio alla comunità. Quindi un giovane al giorno d'oggi, anche se a volte pensa solo a se stesso, può fare dei piccolissimi gesti per seguire le orme di Gesù. Grazie anche di questo ulteriore pensiero che ci doni, grazie anche per essere stata qui, Chiara Biasizzo e a Federico Tomada. Grazie per le vostre giovani voci e i vostri pensieri. E ora continuiamo la nostra puntata e tornando in compagnia di Monsignor Duilio Corgnali. Siamo, come annunciato, in compagnia nuovamente di Monsignor Duilio Corgnali, l'arciprete di Tarcento e vicario foraneo per la forania della Pedemontana. Don Duilio, ci apprestiamo a vivere i momenti culminanti dell'anno liturgico, nuovamente, come si diceva anche prima con la nostra ospite Chiara, in una situazione di pandemia. Ecco, che settimana santa sarà questa per i fedeli friulani? Ma ha il nome con sé, Settimana Santa, che vuol dire settimana di passione, morte e risurrezione. Dunque non una settimana di disperati, ma una settimana di gente che ha motivo serio per sperare nel proprio futuro, che ovviamente la pandemia ci ha insegnato, o dovrebbe averci insegnato, questo futuro non è perenne di qua giù, è oltre, ha un'altra dimensione. Ed è proprio su questo colle qui di Stella, dove è rappresentata la 15ª stazione che abbiamo visto prima, che la risurrezione, è proprio qui che arriva questo messaggio: guardare in alto, perché soltanto noi credenti, diciamo, soltanto in Cristo possiamo avere la risposta anche a tutti i travagli, le passioni e le morti che purtroppo dobbiamo sperimentare nella nostra storia. Ecco, a proposito di questo, Don Duilio, mi aggancio a quanto dicevi, perché sono moltissime le famiglie, anche nel nostro Friuli, anche qui nel Tarcentino, che hanno perso i propri cari proprio con questa pandemia, con il Covid. Hanno vissuto, si può dire, una via crucis e non sono arrivati ancora alla 15ª stazione, si sono fermati purtroppo un po' prima. Ecco, guardando alla croce di Cristo, che parole di speranza si possono rivolgere alle famiglie di chi ha perso un proprio caro? La speranza nostra arriva dalla fede in Cristo, che ci ha assicurato che non soltanto Lui è risorto, ma che anche noi con Lui risorgeremo. E questa è la fede nella quale siamo stati battezzati e poi educati lungo la storia cristiana personale di ciascuno e anche della comunità. E di questo dobbiamo far tesoro, soprattutto in un tempo in cui non viene, se vi accorgete, non viene deprezzata soltanto la visione eterna della vita, ma viene deprezzata anche la vita di qua giù. Guardate come sono stati trattati i poveretti che erano ammalati gravi di pandemia, sì, di Covid. Sono stati non solo, come dire, isolati da ogni relazione, rapporto umano, anche affettivo, ma poi appena morti sono stati subito consegnati a un sacco, diciamo così, e messi via senza, quasi alcuni senza neanche nome e cognome, in maniera che noi diremmo, una volta avremmo detto, disumana totale. E questo è un fatto. Guardate, quando si trancia la dimensione soprannaturale della vita, il rischio per un, come dire,
per un disfacimento anche di significato della vita temporale, della vita normale che si svolge nella storia di una persona, di un popolo, è a rischio totale anche quella. Sono riflessioni queste che ci inducono proprio a sostare anche noi su queste stazioni di Via Crucis in modo veramente riflessivo per cercare di capire il senso anche della sofferenza che stiamo vivendo, sapendo che con uno sguardo di fede, lo sguardo dell'anima appunto, come la nostra trasmissione, quel senso acquisisce un significato proprio nella 15ª stazione. Grazie Monsignor Duilio. Chiamo di nuovo vicino a me la nostra cara Anna. Eccomi Giovanni, tu mi chiami e io sono tornata, davvero felice oggi in questo luogo così bello, un luogo che veramente i nostri spettatori da casa avranno visto, è pieno di cura, non soltanto per questa bellissima iniziativa della Via Crucis, ma proprio per come viene tenuto appunto il territorio, e merito di tutto questo è dell'associazione In Stella, un presidio di resistenza culturale molto importante. Il suo presidente tra l'altro è uno degli autori di una delle stazioni della Via Crucis, Dino Durigatto, e il presidente onorario è niente di meno che Tony Capuozzo. Qui durante l'estate c'è anche un piccolo festival che appunto incentrato sulla cultura vuole far rivivere questo territorio e questa comunità appunto che ha sofferto, come abbiamo detto prima, dello spopolamento. Un segnale davvero di speranza che prende forma con questa Via Crucis. È la speranza che è il filo rosso di questo tempo così particolare della Settimana Santa, che culminerà appunto nella Pasqua, e il filo rosso anche della nostra trasmissione di oggi, Giovanni. Sì, direi proprio di sì, possiamo prenderla come la parola conclusiva, la parola chiave conclusiva della puntata di oggi, ma anche della settimana che si apre oggi appunto con lo sguardo della fede, la Settimana Santa. La speranza è quella che vivremo in modo particolare tra 7 giorni, tra 8 giorni, nella domenica di Pasqua, quando proprio ci sarà il fondamento nel vuoto della tomba di Cristo. In realtà c'è il fondamento della fede, che significa esattamente che è il fondamento di ogni azione, di ogni scelta, di ogni pensiero che un cristiano fin da giovane, abbiamo ascoltato anche i nostri amici scout, può avere. Speranza è una parola che poi in questo tempo insomma ce n'è veramente bisogno, Anna, no? Anche perché è quasi un alimento per continuare a camminare nonostante le zone rosse, arancioni, viola, nere, insomma tutto il nero che c'è anche la speranza. Certo, e ci tengo anche a sottolineare che molta speranza ci è stata data in questo anno di pandemia. Lo ricordavate prima, l'anno scorso non si è potuto nemmeno celebrare in presenza la Santa Messa. Una speranza comunque ce l'ha data anche la possibilità di assistere alla Santa Messa da remoto, ci ha tenuti insieme come comunità, e questo dobbiamo dire, oltre alla rete, insomma dobbiamo dire un enorme grazie a Telefriuli, che ci ha proprio permesso in quel momento di emergenza di imbastire quella che era una diretta delle Sante Messe, quotidiana addirittura, e che poi è continuata anche oggi, perché insomma sappiamo che ci sono persone a casa che sono malate e non hanno la possibilità di presenziare alla Santa Messa, e poi da questo è nata anche la nostra trasmissione. Dunque davvero, Giovanni, un momento importante. Sì, e se mi permetti, Anna, un piccolo Certo. spot finale. Prima appunto camminando in questi sentieri qui a Stella si possono abbiamo ammirato queste opere d'arte che sono veramente meravigliose. Allora, mentre questa settimana avremo la possibilità di vivere le celebrazioni, quando ci sarà invece l'opportunità, ecco, l'invito è quello di venire proprio qui a Stella a camminare tra queste opere d'arte, perché anche qui lo spirito ne viene rigenerato. E con una bellezza davvero straordinaria. Dunque buona domenica a tutti, noi passiamo la rete alla Santa Messa dalla Cattedrale di Udine. Buona domenica e buona settimana santa.